Qui con mister Colombo, dopo la grande gara giocata dai suoi ragazzi del San Vito Do Capo contro il Licata. Mister, aveva detto alla vigilia che qualsiasi risultato sarebbe arrivato oggi, comunque qualcosa la squadra avrebbe imparato. Posso dire giustamente che magari il punteggio non è quello che si voleva, però cos'è che ha imparato il San Vito oggi? No, assolutamente, abbiamo fatto una partita a livello del Licata, se non addirittura anche superiore. È venuto fuori questo 3-2, è chiaro che il calcio è fatto di episodi, loro hanno l'espulsione di Privitera e sull'azione seguente battono questo calcio d'angolo dove fanno il terzo gol. E magari posso imparare che un calo di concentrazione in un momento importante della partita ti può costare anche un pareggio, una possibile vittoria. Adesso testa subito a domenica prossima, sempre qui al Comunale contro il San Giorgio Piano. Sì, ma domenica sarà sicuramente un'altra partita sullo stesso livello. Affronteremo una squadra importante e cercheremo di fare la nostra partita. Oggi sono molto rammaricato perché nel nostro momento migliore abbiamo subito un rigore inesistente. Eravamo circa al 40° del primo tempo e ci siamo ritrovati poi sotto di 2-1 a fine primo tempo con 2 rigori subiti. Abbiamo recuperato la partita e abbiamo provato anche a vincerla. È chiaro che poi quando la perdi e non porti neanche un punto dopo una prestazione del genere ti rimane tanta amaro in bocca e pensi un pochettino a come riannodare le fila del discorso. Ha detto lei, dopo l'1-2 del Licata, comunque il San Vito ha risposto presente, ha reagito. Forse è questa la vera arma in più di questa squadra, il gruppo, il fatto di non darsi mai per vinti. Sì, ma noi siamo un gruppo unito, un gruppo che lavora seriamente, i ragazzi non ci stanno a perdere. È chiaro che queste partite spero che non lasci un po' qualche piccola ferita e quindi in questa settimana servirà più che altro a ricucire questa grossissima delusione dopo una prestazione del genere che credo che sia sotto gli occhi di tutti.